All'incirca 4 km e 500 metri alla vetta del Pordoi, che si affronta per la seconda volta, ma vedete che ed è Chioccioli che scatta, Franco Chioccioli, maglia rosa, ancora grande protagonista, si scrolla di dosso Claudio Chiappucci ed Eric Boyer a 4 km dalla conclusione e sta per raggiungere anche Marco Giovannetti. Grandissimo Franco Chioccioli, grandissimo, grande forma per lui, vincitore della tappa con l'arrivo alla Prica in Valtellina con il passo del Mortirolo, dove ha dato praticamente una lezione a tutti quanti, mantenendo un passo alla Bernardino, un passo costante, è salito su con la sua forma praticamente. 4 km dalla conclusione, passa letteralmente, se lo mangia Marco Giovannetti e va via Franco Chioccioli dopo aver staccato Eric Boyer e Claudio Chiappucci con uno scatto perentorio. Va via anche a Marco. Ripetiamo, è di 22 secondi su Chiappucci e sul francese Boyer. Merita due parole anche Boyer. L'altro giorno il collega dell'equipe Philippe Brunel ci disse: Boyer è il più parigino tra i corridori francesi, ha iniziato la sua attività con gare di 300 corridori e proprio grazie alla sua astuzia, grazie al suo senso della corsa, riusciva a vincere. Ma Boyer deve essere considerato anche una delle grandi rivelazioni di questo giro. Sì, ecco il risultato. Intanto, scusa un secondo, Chioccioli a 22 secondi Chiappucci con il francese Boyer, a un primo e 5 secondi Conti, Lelli e Giovannetti. Ma questo adesso che stiamo vedendo questa maglia rosa che sta andando sul Pordoi in questo scenario stupendo di gente che oggi ha onorato il giro, credo che dobbiamo dire che questo Giro Italia è stato un giro bellissimo, stupendo per tutti quelli che l'hanno visto da casa, per noi che abbiamo seguito, ma soprattutto perché i corridori l'hanno onorato dal primo giorno ad oggi, sempre tutti i giorni facendo vedere delle cose eccezionali. Quindi tutti i protagonisti, da Chioccioli che è ora in maglia rosa, da Chiappucci che ha sempre dato, da questo Boyer, dal giovane Lelli che credo che sia più ormai una conferma perché ha vinto 2 tappe ed è ancora lì che sta lottando, e purtroppo un lato negativo solo questo di Bugno, perché ci ha un po' deluso, nel senso che Bugno l'avevamo visto l'anno scorso alla grande, speravamo che fosse ancora lo stesso Bugno, ma soprattutto speravamo che avesse qualche acuto sulle Dolomiti e sulle grandi montagne. Ci aveva illuso dopo Parma, dopo l'Anghirano. Io mi auguro che Bugno si riesca a rifare, ecco, l'ultimo chilometro in questo momento si possa rifare per fare un grande Giro di Francia. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ricordiamo, è la 17ª tappa, Selva di Val Gardena, Passo di Pordoi di 165 km, tappa che è stata accorciata di 30 km perché gli organizzatori non hanno potuto far affrontare il passo di San Pellegrino in seguito ad una frana. A 1 chilometro dalla vetta la maglia rosa, Chioccioli ha un vantaggio di 22 secondi. Questi momenti, come se fossi corridore, sono momenti bellissimi. Avere la maglia rosa e fare queste imprese sono cose che rimangono nella tua vita e nella storia. E rimangono nei nostri occhi anche queste immagini, questo pubblico veramente splendido. Ed eccoci ormai sul rettilineo d'arrivo con Chioccioli che sta per portare a termine la seconda esaltante impresa di questo giro. È la seconda e questa credo che rimarrà nella storia, perché l'altro giorno hanno detto tutti che è diventato un mappa e oggi è stato veramente grande. Ecco l'arrivo di Chioccioli che ha poche decine di metri. 5 ore, 9 primi, 23 secondi, attenzione ai distacchi che Chioccioli, leader della classifica, saprà infliggere ai suoi più diretti antagonisti. Adorni, secondo te Chioccioli oggi ha vinto il Giro d'Italia? Credo di sì, soprattutto per il morale e la demoralizzazione degli altri, l'ha vinto alla grande. Ed ecco che scatta il cronometro. Vogliamo ricordare che stamattina nella classifica generale Chioccioli poteva contare su di un vantaggio di 1 e 26 secondi sulle carreta, mentre vediamo Chiappucci e Boyer. Chiappucci quindi passa al secondo posto, il suo ritardo era di 2 e 12. Eccoci che siamo ormai ai 27 secondi, quindi Chiappucci che coglie il posto d'onore arriva con un ritardo di 38 secondi, poi Boyer a 41 secondi. Primo
Chioccioli secondo, Chiappucci a 38 secondi, terzo Boyer a 41 secondi, mentre ecco Lelli con Conti, un applauso, bravissimo Conti, ecco così si interpreta nel ciclismo moderno il ruolo di luogotenente. Lelli è quarto a un primo e 11 secondi, il ritardo di Lelli 1 e 11 secondi, mentre conquista la sua ideale maglia rosa di gregario Conti che arriva a 1 e 26 secondi. Roberto Conti sfortunatissimo all'inizio di questo giro, sembrava addirittura che fosse costretto al ritiro in seguito ad una caduta, ed ecco Giovannetti con Leonardo Sierra a lungo in testa alla tappa, autore di un attacco che chiaramente doveva servire come punto d'appoggio per Gianni Bugno. Giovannetti si piazza, ora vediamo se riesce a resistere all'attacco di Sierra, si piazza al sesto posto con Leonardo Sierra in settima posizione. Giovannetti è sesto a 2 primi e 14 secondi, Sierra